Il 23 ottobre inizierà a Napoli il processo per accertare la responsabilità per la morte di Chiara Iaconis, la trentenne padovana uccisa il 15 settembre 2024 da una statuetta, mentre passeggiava con il fidanzato nei quartieri spagnoli e morta dopo 2 giorni all'ospedale del Mare. Secondo gli investigatori, a lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzino di 13 anni, non imputabile per età. Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che ovviamente alla luce degli atti delle indagini preliminari ci sia una ragionevole previsione di condanna per entrambi i genitori che appunto non hanno adeguatamente vigilato e sorvegliato sui comportamenti del figlio e che quindi purtroppo questa negligenza e imprudenza ha contribuito a causare la morte di mia sorella Chiara. Un passo decisivo per la famiglia. La sorella Roberta, assieme a papà Gianfranco e mamma Cristina, si è recata nella città partenopea per seguire in prima linea ogni passaggio del percorso giudiziario. Noi siamo convinti della loro penale responsabilità e riteniamo che il giudizio si concluderà, insomma, con una sentenza di condanna. Ovviamente la morte di Chiara avrebbe potuto essere evitata se i genitori si avessero adottato comportamenti adeguati a tutti i segnali di gravissimo pericolo per sì, insomma, l'incolumità delle persone che nel corso del tempo si erano resi evidenti. Nulla potrà mai portare indietro Chiara. Dopo 2 anni dalla tragedia, il dolore è ancora enorme. La famiglia Iaconis chiede solo una cosa: che venga fatta giustizia. Siamo da una parte sicuramente contenti, anche seppur sarà un percorso sicuramente doloroso per noi, però siamo contenti perché è sempre un altro passo in più per dare giustizia a mia sorella, che sicuramente tutto questo non potrà mai riportarci indietro Chiara e che cosa era Chiara per noi, però sicuramente la verità e la giustizia non smetterà mai di essere cercata e noi arriveremo fino alla fine.